Le previsioni parlano di 1 milione di rifugiati ucraini che nelle prossime settimane potrebbero arrivare in Italia. A livello nazionale è pronto un decreto, forse un DPCM, che ne regolamenti l'accoglienza. Per stabilire un po' chi fa cosa, perché qui l'unica roba che non bisogna fare è confusione. Allora, prima roba, stiamo preparando dei piani di emergenza regionali. Ovviamente siamo in un contesto di emergenza, quindi io avrò questo ruolo di commissario anche in questo caso, come è accaduto per il Covid. Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto sono le porte dalle quali i profughi entreranno in Italia. La nostra regione dunque sarà soprattutto un punto di passaggio per donne e bambini, l'80% di questi che arrivano per ricongiungersi a familiari o amici. Non sarà un punto d'arrivo perché molti puntano alle grandi città. Quelli che arrivano in Veneto, la stragrande maggioranza, se si ferma in Veneto perché ha parenti in Veneto o ha conoscenti in Veneto. Io direi intanto ai veneti di non pensare a campi profughi, a robe del genere. Guardate, noi abbiamo una fortuna che saremmo probabilmente una regione di transito. Nessun campo profughi, ma strutture per accogliere temporaneamente chi attende di raggiungere conoscenti in altre regioni. La stessa Federalberghi ha messo a disposizione delle strutture nella fascia costiera prima dell'avvio della stagione estiva. Abbiamo attivato anche una casella di posta elettronica che è ucraina@regione.veneto.it. Si tratta di persone che fuggono portando con sé poche cose, spesso senza soldi o documenti, e per loro si apre anche il tema della mancanza del Super Green Pass per il quale il Veneto chiede il superamento. È lo stesso Presidente a spiegare in che termini per spegnere ogni possibile polemica. Di garantire il superamento per il trasporto, quelli che devono andare in Sardegna, aereo o traghetto, non salgono se non hanno il Super Green Pass, giusto? E quindi di dare la possibilità di fare punto a punto il superamento, cioè fanno il tampone, salta sul traghetto, va a casa di chi deve andare e si chiude lì. C'è poi l'aspetto sanitario nell'accoglienza ai rifugiati, 360 al momento i tamponi effettuati, una quindicina le positività riscontrate. Alcune ULSS stanno mettendo a disposizione degli ambulatori per la verifica dello stato vaccinale, soprattutto dei bambini. E a proposito dei più piccoli, sono una trentina i posti letto pediatrici tra oncologici, neonatali, dialisi pronti nelle 2 aziende ospedaliere e in alcuni hub del Veneto. La macchina dell'accoglienza dunque pronta ad ogni scenario, anche al peggiore, ma tutto dipenderà dalle sorti del conflitto. Auspichiamo che i grandi del mondo intervengano per la pace.